Sei sicuro che verrà? Sì, cazzo, l'appuntamento è qua. Dobbiamo solo aspettarlo dentro. Basta! Oh, Pietro! Basta, cazzo! Devi restare lucido! Hai capito? Stai calmo. Non c'è connessione. WhatsApp non carica. Io uguale. Senza niente. E quindi? Nessi ci contatta? Se sta merda di connessione non va? Il telefono funziona. Ci può sempre chiamare. Guarda un po'. Bene, ottimo. Senza rete, senza contatti, tutto questo per colpa tua e delle tue braccine corte. Oh, senti, non fare la mestina del cazzo con me, va bene? Sei tu che non vuoi mai fare gli abbonamenti e stiamo qua a comprare 1 giga, 2 giga. Che cazzo? Non arriva. Merda. Facciamo l'offerta a 5 euro al mese. Siamo in bastarda. Senti, entriamo dentro. Ce l'avranno una connessione libera. Ci attacchiamo all'ora e torniamo raggiungibili. Dai. Sto pagando su. Ah, è facile. Noi gli consegniamo la sacca e lui ci sistema per il resto della nostra canzone. This morning I woke up this morning. È andato o no? Aspetta un attimo che mando un messaggio a mio marito. Yes, four lightning shows. Che faccio tardi. Ah, non parte. Che palle. WhatsApp non va, è bloccato. Lo vedo. Nemmeno Instagram. Yes, four lightning shows. Magari la rete o il solito blackout del lunedì. Magari qualcuno ha fermato il mondo per noi. Poetico, eh? Un po' stanco in realtà. Calling me. Vabbè, dai, non importa, lo chiamo dopo, dalla macchina. She called kind of lonesome, she said. È stato un piacere. Forse per te. Anche per te. Forse. Quando ci rivediamo. Domani. Si arrabbierà. Chi? Mio marito. Se non lo sa, come può? Intendo quando lo saprà. Perché accadrà. Succede sempre. E allora? Allora è troppo tardi per cambiare qualcosa. Parli troppo. Cinzia, guarda. Darling, do you know
something that keeps on worrying me. Credo di aver fatto in tempo a inviarglielo. Scusa, ma qualcuno doveva fare la prima mossa. Drink a little drink. Just to get away from all this shit. You start smoking weed to get away. To forget, to get high, to Questo get caldo ti si to scioglie relax. tutto, no? Perché ti consiglio questi in crema. E anzi, prova anche questo. Cioè, prova questo, ora. Sì, l'avevo già visto, infatti è volevo provarlo. pazzesco. Ma quello che ti giuro è Buonissimo. straprofumato. Forse è troppo scuro? Oddio, ne ho messo troppo. Io ne ho messo troppo. Tu no, per quale? Illumina tantissimo. Questo forse non è troppo scuro, no, dai. Cosa Ci dici? sei pazzesca. Dici che ci sta? Sì, sei pazzesca. Ecco, dammi. Giusto, perfetto. Beh, possiamo uscire. Anche per oggi? Siamo pronte per questa giornata? Prontissime. Bene. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao ragazzi. E stop! Ok, questa com'era? Perfetta. Ok. Luci, colori, tutti a top. Va bene. Adesso la monti con quella transizione più ispirata e con quella canzone virale, quella che stavamo ascoltando prima. Ti ricordi? Dai in macchina. Vabbè, poi ci veniamo in mente, vai. Oh ragazzi, dai, facciamo una storia. Sì, Elisa. Dai, vedete qua che facciamo una storia. No. Fermi tutti. Che c'è? Perché quella faccia? Instagram non va. Sì, certo, chiaro. Dai, No, veramente, guarda anche sul tuo almeno si aggiorna almeno. adesso guardo. Tu sei pazzo comunque. Veramente non va TikTok, Facebook, niente. No. No. No, 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 no. No, è lunedì virale. È il mio giorno. Devo caricare la nuova challenge. Challenge accettata, sopravvivere al mondo reale. Ma che cazzo vuoi tu, eh? Oh, state calmi, state calmi. Intanto filmiamo qualcosa e appena possibile lo postiamo, ok? Vai. No, 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 no. No, io basta. Non ce la faccio più. È da 2 ore che giriamo sta scena. Dai Elisa, muoviti che ti accompagno a casa io. Ma vaffanculo! Dai, intanto filmiamo qualcosa. Ma guarda te questa, ma che cazzo? Oh! La accompagni te, ok? Ascolta, stiamo calmi. Se Flavio non vuole girare, vorrà dire che intanto filmiamo qualcosa e poi lo posteremo, dai. Guarda questo, oh. Ma guarda che scena che fa! Ecco, visto, bastava togliere i chili di stucco che si mette in faccia. Sei proprio uno stronzo, cazzo. Dai, dai. Hai visualizzato. Perché non rispondi? No! Tutto bene là? No! Cioè... Sì. Cioè, no. Io stavo parlando con lei. Era la conversazione perfetta. Dopo mesi di chat, meme condivisi e ora puff, sparita. Mio nonno diceva sempre che ci si sposava prima di sapere se si russava. Magari lei in un altro bar che si sta chiedendo la stessa cosa. O magari si sta dannando perché tu non gli stai mandando l'emoji con l'alpaca. Come lo sai che mando l'alpaca? Tu hai la faccia di uno che manda l'emoji con l'alpaca. Ma adesso, come
Come farò a trovarla? Come faccio a trovarla? Magari potresti iniziare a parlare con una persona vera, tipo me. Piacere, Kelly. E tu? Giuseppe. Piacere, Giuseppe. Non volevo sembrarti inopportuna. Vuoi qualcos'altro da bere? Ma boh. Sì, dai, un'altra Chiara. Va bene, grazie. A te. Alcuni giorni fa, una spora è finita su questa formica, che mostra un comportamento alquanto bizzarro. La spora ha germinato ed è penetrata nell'insetto. Un fungo parassita si è impossessato del suo corpo. È un fungo Cordyceps. Invia sostanze chimiche nel cervello della formica ed è come se la drogasse. Dalle 18 di questa sera tutti i social sono offline. Le cause sono ancora ignote. Le uniche informazioni che abbiamo è che tutti i server sono stati disattivati. Si presume un malfunzionamento piuttosto che un attacco hacker, come invece era accaduto durante i precedenti crash. Le società interessate hanno già garantito il ripristino il prima possibile, ma non è stato aggiunto altro. Abbiamo qui con noi l'assessore alle comunicazioni, l'avvocato Denis Zarrillo. Buonasera, assessore. Buonasera. Può dire qualcosa ai nostri telespettatori? Da quello che ci dicono dalla sede della polizia postale, non è un problema di connessione, ma sembrerebbe che il problema sia... Pezzo di merda, cazzo! Quando i servizi internet, e in particolare le maggiori piattaforme... Così è finito di farti vedere con quella faccia da cazzo su Facebook a dire stronzate sulle immigrati, cazzo, eh? Coglione! Pensa che per colpa di sto coglione qua, una volta mi hanno chiuso il profilo Facebook, cazzo. Ah! Lo sapevo! Quell'occasione. Era solo questione di tempo. Hanno spento tutto, Costantin. Tutto! Prima ci danno l'illusione della libertà, cazzo. Poi ce la tolgono con una scusa qualsiasi. Ma la verità fa più paura delle bugie, no? Non è solo censura, è guerra alla coscienza, al pensiero critico. Stanno zittendo milioni di voci con un click. E noi? Sai cosa facciamo noi adesso? Cosa facciamo? Cosa facciamo? No. Noi siamo più forti, cazzo. Adesso che nessuno può postare, twittare, taggare, cazzo. No. Noi possiamo agire, porca troia. Agire. Visto che la gente non sanno più cosa seguire, dove andare, cosa fare, la gente ha bisogno di qualcuno che indichi una direzione, cazzo. E quella direzione siamo noi. Sì. Sì, cazzo. Dobbiamo agire. Siamo noi. Domani è troppo tardi, cazzo. Domani, no, adesso. Oggi. Dobbiamo agire adesso. Sì. Altoparlanti, graffiti. Sì. Volantini, cazzo. Ormai anche servizi essenziali ai cittadini. Facciamolo vedere cosa succede quando tolgono alla gente la parola, porca troia. Gli daremo qualcosa di cui parlare. Scrivi. Dobbiamo agire. Il blackout è il nostro segnale. Sì. Tu pensa ai volantini? Sì. Io vado a procurare la benzina, cazzo. La benzina? Gli daremo qualcosa di cui parlare quando riaccenderanno tutto, cazzo! Sì, cazzo. Sì. Noi consigliamo ai nostri Perché devono riaccenderlo. di restare chiusi in casa e Se lo accenderanno. No, cazzo, devono riaccenderlo, sennò che cazzo serve? 64. Non so. Vediamo. Io le auguro un buon lavoro e speriamo di avere Scrivi. Mi permetta di La verità. salutare i telespettatori e alla loro che il governo si sta adoperando al massimo per garantire il ripristino dei sistemi il prima possibile. Ciao Giulia, scusa il ritardo. Il navigatore non andava, mi sono persa, ho dovuto fare il giro 5 volte. Tutto ok? No, Elena. Stai male? È successo qualcosa? Elena, mi sa che non ho. Guarda.
Ma magari domani torna tutto come prima. No, Elena, dai. Ho capito, Giulia, ma cosa possiamo farci? Elena, se Instagram non va, se TikTok non va, se tutto. Intanto lo facciamo, che te frega? Ma non è la stessa cosa. Non faremo una dieta, pazienza. Non vedo l'ora. Appena vai in bagno ci muoviamo. Guarda cos'è. Ma non sarà un po' troppo? Troppo divertente, intendi? Abbiamo qui con noi l'assessore alle comunicazioni, l'avvocato Denis Zarrillo. Buonasera, assessore. Buonasera. Può dire qualcosa ai nostri telespettatori? Da quello che ci dicono dalla sede della Polizia Postale non è un problema di connessione, ma sembrerebbe che il problema sia identico a quello di qualche mese fa, quando i servizi internet e in particolare le maggiori piattaforme social andarono in crash, anzi in down come si dice in questi casi. Allora in tutta Europa, ora pare sia a livello mondiale. Ricordiamo che l'ultimo down durò meno di 6 ore, generando non poco caos. In quell'occasione lo shutdown di casa Facebook produsse nell'Unione Europea danni per oltre 800 milioni di euro. Solo in Italia andarono in fumo quasi 80 milioni di euro. Si calcola che con questo disastro digitale nel mondo i danni abbiano già raggiunto la quota di 8 miliardi di dollari. La particolarità della situazione è che oltre alle piattaforme di casa Zuckerberg sarebbero coinvolte tutte le altre piattaforme di condivisione online, da X a OnlyFans, e tutti i servizi di posta elettronica. La stessa internet nel suo insieme sembrerebbe compromessa. Si spera che la situazione si protragga il meno possibile. 0. Neanche TikTok. Niente. Già controllato 3 volte, tutto morto. Tipo blackout spirituale. Boh, magari è meglio così, no? Scusa? Ma sì, anche se durasse per qualche giorno, che male ci sarebbe? Da quando abbiamo il telefono non siamo mai stati senza. Potrebbe essere come un ritorno al reale, no? Reale? Stare chiusi in casa a fissare il muro? O fare passeggiate? Non hai mai pensato che forse ne eravamo schiave, che ci svegliavamo solamente per scrollare, dai Rachele? E tu sei diventata filosofa da quando è saltata la connessione? Dai Nicole, smettila. Tu ci stai dentro come tutte, anzi, più di me. Appunto, so di cosa parlo. Tu postavi e io mi annullavo, non è la stessa cosa. E perché me lo stai dicendo adesso? Cosa c'entro io col fatto che tu ti sentivi annullata? Perché mi hai fatto sentire invisibile, ok? Ogni volta che postavi qualcosa era come se mi ricordassi che non era abbastanza. Tu con i tuoi like, le tue stories, i tuoi selfie perfetti, e io dov'ero? Ero sempre dietro, ok? Non puoi dare la colpa a me per come ti sei sentita, ok? Ti sei costruita un film in testa e adesso sarei io la cattiva. Non sei cattiva, Rachele. Sei solo una stronza, fai schifo. E adesso che non hai più uno schermo, forse ti toccherà guardarti per quello che sei davvero, ok? Non parlare come se fossi migliore di me. Forse stavi dietro le quinte perché avevi paura di non valere. Anche tu senza schermo non sai niente. Ora scusa, vado in bagno. Niente, inutile. Il codice di sicurezza si autorigenera ogni volta che lo codifico o provo ad inserirne uno nuovo. Era quello che volevamo. Sì, ma almeno noi dovevamo poterlo fermare, no? Era per provare. Era un'illusione. Tutti quei filtri, i like, per non parlare dei commenti. Non è vita vera. Ma insomma, guardati in giro. Ora sono sgomenti, Hai cambiato. Siamo stati noi davvero. Sì. Chi ti ha dato il potere di farlo? Noi ci siamo presi quel potere. Nessuno ce l'ha dato, ce lo siamo presi. Tutti stavano zitti, scrollavano. Tu non capisci, noi li abbiamo salvati. Rivoluzione. Questa non è rivoluzione, questo è sabotaggio, cazzo. Succederà un casino fuori. E allora? Ho visto. Sembra come se gli manchi l'ossigeno. Inizia tutto da questo baretto nel vento. Chi l'avrebbe mai detto? Tu adesso hai detto.
Io non posso darti per tutto. Hai fatto in modo che non si potesse fermare, perché? Non lo so. Che cazzo vuol dire non lo so? Ora che hai spiegato tutto, hai qualcos'altro da dire oltre non lo so? Non lo so. Pietro. Che cazzo è questo posto? Fai silenzio. Stai zitta. Pietro. Stai calmo. Connessione? Sono subordinato da bene. Siamo qui per il contatto. Ci hanno detto così. Questo è per voi. Salmo 11 veleno. Cazzo. Ma questa non è la posta. Premete questo bottone. Usatelo solo quando sarà il momento. Non prima. E poi? Chiara, giusto? Come le birre semplici. Grazie. Posso dirti una cosa? Ma promettimi che non ti incazzerai. Che c'è ancora da perdere? Spara. Hai presente la ragazza con cui parlavi? Quella della conversazione perfetta? Ero io. Cosa? Il profilo si chiamava Fragolina Nera 87, ma in realtà ero io. Ero io in tutte le conversazioni, in tutte le risate, in tutti i meme. L'alpaca che salta sul cactus. Ero io. No. No. No, 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 no. Ma stai scherzando? È stalking questa roba. Tu hai letto tutto, spiato le mie chat, ma sei completamente fuori. Sì, forse, ma ammettilo, ci sei cascato e ti piaceva. Era la connessione, giusto? Quella che tu cerchi in tutte le ragazze. Con me tu ce l'avevi e ogni giorno venivi qui al bar a guardarmi senza guardarmi. Non dire stronzate. È un incubo. Cosa vuoi da me? Voglio che tu ammetta che ti piaceva e che tu mi vuoi. Oppure io ho tutti gli screenshot e sai cosa? Li mando a tua madre o al tuo capo o alla tua ex. E ti ricordo che mi hai mandato l'audio, quello del sogno erotico col peluche rosa. Ma certo! Ma certo che eri tu! Dovevo capirlo, cazzo! Solo tu potevi sapere della mia allergia al kiwi!
Allora ci vediamo da me stasera. Porto la maschera con l'alpaca. Porta anche una camicia di forza. Servirà a tutti e due. Si spera che la situazione si protragga il meno possibile. E questo è un problema, perché sembrerebbe un attacco programmato e in larga scala, e direi impensabile fino ad oggi. Il governo e i servizi di intelligence di tutto il mondo sono in contatto tra loro per cercare di capire come sia stato possibile una falla del sistema di questo tipo. Come lei sa, a proposito di sostenibilità, ormai anche i servizi essenziali ai cittadini si reggono sulla comunicazione collettiva. Non voglio fare allarmismi, ma l'intero sistema non si reggerebbe a lungo se si tornasse ai vecchi sistemi prima della digitalizzazione. Sappiamo come l'uso dei social sia legato a diversi disturbi di carattere psichico e sociale, e per questo c'è molta preoccupazione nella comunità medica. Noi consigliamo ai nostri telespettatori di bere molta acqua, di restare chiusi in casa e per ogni eventualità di chiamare il numero 864 64 64 64. Beh, Assessore, io le auguro un buon lavoro e speriamo di avere presto buone notizie. Mi permetta di salutare i telespettatori garantendo loro che il governo si sta adoperando al massimo per permettere il ripristino di tutti i sistemi. Ma davvero non si sa nulla di più? Ma che? Niente di niente. Sarà stato qualche merda di hacker russo. Aspettiamo almeno che venga rivendicato. Il problema DNS o un sovraccarico come l'altra volta è stato escluso. L'intelligenza artificiale? Impossibile. Ripeto, sarà stato qualche hacker russo di merda o cinese o arabo. Ad avere a che fare con quella gente là si va sempre a finire male. L'ho sempre detto io. Oddio! Cosa state facendo? Vi siete visti? Sembrate dei mostri! Siamo noi il contenuto ora. Benvenuti nella Pain Challenge. Il contenuto, colore. No, vi prego. L'hashtag, yes. Ma non ci sta vedendo nessuno. No. Pensi che piacerà ai nostri followers? Ti prego, basta. Come mi sta benissimo. Oh, ragazzi, non ci sta vedendo nessuno. Basta, vi prego. No! No! Guarda quanti guarda. Pensi che piacerà ai nostri followers? Non lo so. La libertà non è un'app. Libero da piangere, cazzo. Bello. E questa? Il re è nudo, ma il re sei tu. E questa è storia, cazzo. Stasera noi facciamo la storia. E non serve altro. Silenzio, cazzo. In silenzio. E noi più forti che mai. E lui, cazzo. Chi? E lui, cazzo. Chi? È il cazzo del sottosegretario.
quel coglione di prima della TV, cazzo, quel che ha detto che dovete tornare a casa vostra, che portate malattie. Abbiamo il coraggio di dircelo in faccia, dai, Becchiamolo, porca troia. Becchiamolo, porca troia. Maledetti, a casa vostra dovete tornare. Sai Rachele, c'era una cosa che volevo dirti. Dimmi. Beh, in realtà non solo io. Sì, abbiamo visto che fai finta di non vederci. Cos'è questa cosa che non passi con le mie amiche? Non lo so. Non lo so. Aia! Nicola, aiutami! Non le lascio stare, faccio io. Smettetela, Peccato che non possiamo fare la diretta, sai come si divertivano tutti. Ma perché? Non lo so. Stai ferma, cazzo. Ora la smetti di fare la fighetta, eh? Guarda cosa abbiamo qua. No! Facciamo un taglietto. No! Così impari. Taglio! Vai! Sai, ma davvero? Non ti rendi conto? Io ho soltanto fatto quello che tu non hai avuto il coraggio di fare. Coraggio? Qui, tesoro mio, non è questione di coraggio, è questione di intelligenza, limiti, vita reale. Io ho una famiglia, 2 figli, un marito. Tu sei stato un bel momento, una bolla, che adesso hai fatto esplodere, bravo. Tu mi hai detto che eri infelice, che con lui non c'era più niente. Penoso. Basta, non ti permettere. Guarda un po', il mio piccolo eroe che ha premuto invia. Bravo, che gesto virile, proprio commovente. Ma tu ti rendi conto della buffonata che hai fatto? Una foto a mio marito e per cosa? Cinzia, scappiamo, lascia tutto. I bambini non capiranno, poi sì, e poi vivremo tutti insieme in un bilocale dell'Ikea. Ma secondo te, una donna felice finisce in un bar con uno come te? Tu sei stato solo un passatempo, un giocattolo. Un diversivo per sentirmi viva tra un pranzo di famiglia e una lavatrice. Ma non eri la mia via di fuga e non lo saresti mai stato. Ti manca troppo fegato, fascino e cervello. Basta! E cosa fai? Mi alzi le mani? Mi vuoi mostrare che sotto c'è un vero maschio? Guarda che ormai è tardi. La figura del verme l'hai già fatta, adesso puoi solo uscire di qua strisciando. Grazie, davvero gentile. Che succede? No. Stai bene? È caduto. Stai bene? Va tutto bene? Sì. Aspetta, ma ora passa.
Simone, sediamoci, devo spiegarti. Io voglio spiegarti. Merda. Io no. È finita. Mettila via, cosa fai? Posso spiegarti. Cosa mi devi spiegare? Non è come tu puoi pensare, non è successo niente. È lui che ha mandato la foto, ma... Quale foto? La foto? Non l'hai vista? No. Non l'avevo vista. Non l'avevi vista? No. E non me ne frega niente. Lo sapevo già. Li avevo già visti abbracciati. Fai quello che ti pare. Ce l'avevo anch'io un amante. E poi non ti amavo più già da tanto tempo. Ma allora perché sei qua? Non lo so. Avevo voglia di bere qualcosa. E perché la pistola? Ho perso tutto quanto. Tutti i miei investimenti. Mi ha chiamato il mio consulente. Mi ha detto che c'è stata una perdita del 100%. Non ho più niente. Volevo solo farmi un goccetto prima di... ma credo di non averne più voglia. Divertitevi e auguri. Scusi, è quello del telegiornale, giusto? Che fai? Zitto. Siamo stati noi. Tommaso. Zitto, cazzo. Siamo stati noi a spegnere tutto. Cosa? Se si le spiego. Ma che cosa credi di fare? Dir la verità. Vede, noi volevamo solo fare un esperimento. Solo per poco. Per gioco, così. Solo che lui si è dimenticato di dirmi che non sarebbe stato per poco. Ha fatto in modo che non si possa più... Zitto, cazzo! Ha fatto in modo che non si possa più fermare. Neanche noi possiamo farlo, non più. Ma che cazzo ridi? Dio, sei proprio un idiota. Sì, è vero, siamo stati noi. Ma era uno scherzo. E lui ci è cascato. Certo che si può rimediare. O almeno io so come fare, tu no. Volevo solo che ti cagassi addosso. Siete stati voi? Sì, beh, vede, il mio amico è un cagasotto. Io volevo solo battere lo shutdown di 6 ore, ma entro domani mattina avrei sistemato tutto. Ma visto che qualcuno ha fatto la spia... Ecco. Così ora tutti potranno tornare a incollarsi ai loro telefonini.
Ti va? No, cosa sei? Pietro, oh, Pietro. Pietro, ho sbagliato sacca. E adesso? Oh, Pietro!